In vista del Ferragosto e dopo i 3 morti registrati sul Piave quest'estate è scattato il primo weekend di pattugliamento del fiume da parte di 300 volontari. Informeranno i bagnanti sui rischi della balneazione. Picco dell'esodo estivo contrassegnato dal gran caldo, traffico in aumento in A4, code chilometriche all'uscita della A27 in direzione nord, circolazione bloccata sulla Gordina. L'addio a San Michele di Piave a Michael Angeli, il 29enne che dopo aver sconfitto un linfoma ha trovato la morte in un incidente. Mamma Paola, l'amore che ci ha dato supera il dolore che stiamo provando, ha detto. Un automobilista fermato in Feltrina con un tasso alcolemico superiore di 3 volte il limite consentito e per giunta guidava usando il telefonino, per lui in arrivo sanzioni gravissime. Veneto alla Lega, lista Zaia valore aggiunto, così Matteo Salvini in collegamento al direttivo del partito a Noventa Padovana, arrivate 158 richieste di candidatura per le regionali, a Venezia è presentata la Federazione delle Liste Civiche. Confermati dal servizio fitosanitario regionale 3 focolai di scarabeo giapponese nei territori di Treviso e Verona, il parassita attacca viti e alberi da frutto. In Mozambico per un progetto di sviluppo delle comunità locali il vice sindaco di Asolo Migliorini, operatore del 118, ha deciso di trascorrere così le sue ferie, tra gli strumenti per aiutare i più piccoli anche la pallacanestro. Buonasera, bentrovati in diretta, eccoci con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali e dunque siamo a ridosso ormai della settimana clou dell'estate, quella del Ferragosto, e allora in campo sono già scesi i volontari per fare da sentinella lungo il Piave, in cui in tanti andranno probabilmente nei prossimi giorni a cercare refrigerio. Sentinelle appunto, non controllori, ci dicono, informeranno sui rischi del fiume, ricordando a tutti che la balneazione è vietata. Vi ringrazio, è un lavoro molto importante. Si sa che a Ferragosto il Piave è il luogo ideale per chi rinuncia al mare, ma è sempre bene ricordare, dopo le recenti tragedie con 3 vite strappate dal fiume, che questo non è un luogo sicuro per la balneazione. Ecco perché il recente vertice provinciale ha creato un servizio divulgativo che riunisce FIPSAS, Federcaccia e Associazione Libera Caccia per un totale di 300 volontari che si dislocheranno tra Pederobba, Spresiano, Maserata, Saletto, Ponte di Piave e Fagarè. Obiettivo: sensibilizzare le persone attraverso un volantino a fare un uso responsabile del fiume, ricordando oltre ai pericoli della balneazione anche quelli legati al fiume in sé, e sarà redatto in 2 lingue, italiano e inglese. Sostanzialmente questo volantino spiega quali possono essere gli imprevisti che si possono trovare su questo fiume, insidie che spesso e volentieri non si vedono. Per chi non conosce il Piave, quindi potrebbe trovarsi in una buca, tirato sotto da un vortice o come un masso o qualche detrito galleggiante che potrebbe colpire la persona. Un servizio che non farà multe, né si pone come una forza di polizia che sarà comunque chiamata in caso di pericolo, ma atto solo a rendere più consapevoli le persone dei rischi che corrono. Nessuno vieta alle persone di continuare a passare, a trascorrere le loro ore sul fiume, prendersi il sole, assolutamente, ma dobbiamo comunque avvisare della pericolosità delle acque, perché in un qualsiasi momento lì vediamo dove magari sembra che non ci sia niente, quella è una buca con una sorta di vortice dove magari potrebbe risultare pericoloso. Il problema resta comunque far comprendere alle persone propri pericoli, che spesso non sono evidenti. Loro pensano che è un diritto fare il bagno ovunque. Quindi diciamo che al momento informiamo e alcuni sono comprensivi. Il Piave rimane un fiume molto insidioso. Sì, certo, anche perché appunto essendo un fiume ha una variabilità di acqua continua, quindi è imprevedibile, quindi non si può conoscere i pericoli che possono succedere dalla mattina alla sera. Anche fare fuochi a terra non è consentito, quindi attenzione alle grigliate, solo nei braccieri adatti, e alla fine rimuovere i propri rifiuti. Anche qui sono in arrivo sanzioni per chi non lo farà. E questo visto anche il gran caldo di queste ore. Allora, questo è un fine settimana di traffico da bollino nero lungo la rete autostradale gestita dalla concessionaria Autostrade Alto Adriatico. Andiamo a sentire il report da Palmanova dei colleghi di Udine e poi nella pagina di Belluno andremo a vedere quel che capita invece verso la montagna.
All'altezza del cavalcavia di Privano, in comune di Bagnari Arsa, a 2 chilometri dallo svincolo di Palmanova, nella direzione verso l'Isert. Non si sono fatte attendere le partenze per il giorno del grande esodo estivo. Fin dalle prime ore di oggi traffico, in particolare sulla A4 Venezia-Trieste, molto intenso. Tantissimi mezzi con targa straniera che hanno percorso la direttrice verso est. Si tratta di lavoratori di rientro verso i propri paesi o di famiglie in vacanza verso i litorali del Friuli Venezia Giulia, del Veneto o diretti verso Slovenia e Croazia. Già alle 8 Autostrade Alto Adriatico ha fatto registrare sulla propria rete un 6% in più di volume di traffico rispetto al sabato omologo di un anno fa, che alle 12 è diventato più 8%. Se il dato si dovesse confermare, potrebbero essere raggiunti a fine giornata i 200.000 transiti. Code a tratti registrate tra Meolo e San Stino di Livenza, tra San Giorgio e il nodo di Palmanova in direzione Trieste. In quest'ultimo tratto i sensori di traffico hanno registrato alle 12 circa 3.100 transiti l'ora. Le code all'Isert hanno raggiunto verso le 11 la punta massima di 4 km, diminuiti intorno alle 13 a 3. Alla barriera sempre di Trieste e l'Isert il traffico è in aumento del 4% rispetto a un anno fa, un dato che fa il paio con Re di Puglia, più 17%, dove rispetto all'anno scorso c'è una porta in uscita in più e Villesse più 2%. Piazzali pieni anche a San Donà di Piave, Cessalto e alla barriera di Cordignano. Da registrare code in entrata alla Tisana, in ingresso Trieste-Isert per il primo assaggio di controesodo. Domani giornata da bollino rosso. E dunque questa la situazione, strade in cui bisogna fare massima attenzione. L'abbiamo visto quali sono purtroppo le insidie. Adesso infatti ci spostiamo a San Michele di Piave, dove la comunità si è stretta attorno alla famiglia di Michael Angeli, il 29enne morto in un tragico incidente sabato scorso. Aveva appena ritrovato la vita dopo aver sconfitto un linfoma, ma il destino ha voluto diversamente. Un silenzio carico di dolore ha avvolto la chiesa parrocchiale di San Michele di Piave, dove centinaia di persone si sono riunite per dare l'ultimo saluto a Michael Angeli, il 29enne tragicamente scomparso lo scorso 2 agosto in un incidente stradale avvenuto a Mareno di Piave. È un giorno di profonda sofferenza per la famiglia, per gli amici, per la nostra comunità. Michael, che aveva appena vinto la sua battaglia contro il linfoma di Hodgkin, stava guidando la sua auto per raggiungere un torneo di calcetto saponato, una delle sue più grandi passioni, a San Pietro di Feletto. Durante il tragitto la sua vettura si è scontrata violentemente contro un'auto nella direzione opposta. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Una tragedia che ha scosso tutti. Michael era tornato da poco al lavoro come operaio in una vetreria di Ormelle e tutto sembrava finalmente volgere al meglio, ma la vita gli ha voltato le spalle ancora una volta nel momento in cui aveva ricominciato a sperare. Anche nel tempo della malattia hai sperato con tutte le tue forze, aggrappandoti ad ogni briciola di vita e con grande resilienza ne sei uscito vincitore. E poi tutto ad un tratto, tutto è finito. Durante il funerale amici e compagni di squadra hanno indossato le magliette delle formazioni di calcetto che il 29enne amava e hanno voluto omaggiarlo portando davanti alla chiesa la sua moto, acquistata solo poche settimane prima dell'incidente, simbolo della sua seconda grande passione. Commovente l'addio della mamma Paola, che per tutta la funzione ha stretto una foto del figlio tra le mani. Accanto a lei il papà Adriano e le sorelle Cristina e Melissa, distrutti dal dolore. Non sa di niente, quel che ha conosciuto non viene parole. L'unica frase che posso dirle è che l'amore che ha dato supera il dolore che senti io provare. Nient'altro. Sei stato un Magic Mike, grande. Poi, tutti insieme, hanno seguito il feretro nel cimitero del paese dove è stato sepolto, pensando a Michael, che se n'è andato troppo presto, proprio quando la vita sembrava dargli un'altra possibilità. Un automobilista è stato fermato sulla Feltrina a Treviso con un tasso alcolemico di 3 volte il limite consentito e per giunta guidava usando il telefonino. Per lui sono in arrivo sanzioni gravissime.
Viaggiava completamente ubriaco e per giunta guidava usando il telefonino. Un 60enne trevigiano è stato trovato e fermato così dalle polizie locali di Treviso lungo la Feltrina, dopo che aveva ignorato più volte l'invito delle stesse forze dell'ordine ad accostare. L'uomo presentava evidenti segni di alterazione. L'etilometro ha rilevato un tasso alcolemico oltre 3 volte il consentito, con conseguente ritiro immediato della patente, sequestro del mezzo e denuncia per guida in stato d'ebbrezza. Nel caso che ci ha visti impegnati la sera scorsa, infatti, il conducente si è accorto di noi e si è fermato dopo alcuni minuti dall'inizio delle segnalazioni dei colleghi. La sospensione della patente potrà durare da 1 a 2 anni e in base alle nuove norme del codice, per tornare a guidare sarà obbligatorio installare l'Alcolock, dispositivo che avvia il motore solo con tasso alcolemico pari a 0. La durata dell'obbligo dipenderà dall'esito delle valutazioni della commissione medica. Chi circola senza il dispositivo o ne manomette il funzionamento rischia sanzioni addirittura fino a 638 euro e una nuova sospensione della patente. In un anno la Polizia Locale di Treviso ha accertato 75 casi di guida in stato d'ebbrezza e 337 di uso scorretto del cellulare al volante. Inutile ricordare che l'alcol rallenta riflessi e percezioni e chi guida ubriaco può causare danni gravissimi a sé e agli altri. L'assunzione di alcol può compromettere i riflessi e la capacità di percepire gli stimoli esterni, in particolare quelli acustici, luminosi e spaziali, aumentando significativamente il rischio di incidenti. Se a questo poi sommiamo l'effetto dell'uso del cellulare, quindi la distrazione che da esso può generare, gli esiti infausti sono molto probabili. Si pensi infatti che in pochi secondi di disattenzione si percorrono decine di metri alla cieca, mettendo in pericolo la propria vita e quella degli altri. Ora torniamo a parlare invece di furti, in particolare di borseggi, perché è allarme a Oderzo. Tra le vittime una donna di 90 anni derubata mentre faceva la spesa. Si torna a parlare di borseggi ad Oderzo, dove 3 cittadini sono finiti nel mirino dei ladri in episodi distinti ma simili per modalità e tempistica. Il caso che ha fatto più scalpore riguarda un'anziana di 90 anni, derubata del portafoglio all'interno di un supermercato mentre era intenta a fare la spesa. La donna si è accorta del furto solo al momento di pagare alla cassa. Il portafoglio era sparito dalla borsetta, nonostante fosse ben chiusa con la cerniera. Un colpo eseguito con incredibile rapidità e precisione, segno di un'abilità ormai collaudata. Poco dopo, recandosi dai carabinieri per denunciare l'accaduto, la signora ha scoperto che un'altra vittima si trovava lì per lo stesso motivo. Un fenomeno in crescita, visto che non tutti i furti vengono denunciati. Molte persone, soprattutto anziane, preferiscono tacere per vergogna o per un senso di impotenza. L'amministrazione comunale non è rimasta a guardare e da tempo collabora con le forze dell'ordine attraverso una squadra dedicata della polizia locale, ma essere ovunque per effettuare controlli è praticamente impossibile, specialmente all'interno di luoghi privati. Per cui lancio l'appello, cittadini, in qualsiasi situazione che voi vediate delle attività sospette o degli atteggiamenti sospetti da parte di persone nei confronti degli anziani o comunque delle donne, di chi che sia, chiamateci, chiamate comunque le forze dell'ordine e metteteci al corrente della cosa e noi interverremo nel miglior modo possibile. Ma i residenti non si sentono rassicurati, chiedono una presenza più costante e leggi più severe per contrastare un fenomeno che secondo molti rischia di sfuggire di mano. Ma qui a Oderzo ormai siamo presi malissimo. Anche all'ospedale di Oderzo una signora mentre saliva in macchina, uno è entrato dall'altra parte e gli ha preso la borsa. Le leggi dovrebbero essere più severe. Ci vogliono, dai. Se tu lasci fare, cioè se non c'è una serietà, no, non si può più andare neanche per... Dai, io personalmente sono per la severità, hai capito? Leggi severe. A Treviso adesso nel capoluogo, perché dopo 2 mesi dalla riapertura della storica gelateria Sommariva in Corso del Popolo non è stato registrato alcun fatto violento, aggressione o schiamazzo. Il locale, che si affaccia sul quadrante di Via Roma, frequentato da tutte le fasce d'età e aperto fino a tardi, risulta a quanto pare un disincentivo alla presenza di chi delinque. Credo che ogni attività commerciale, oltre il business che giustamente una persona deve fare, faccia comunque vivere una città. Cioè, senza il commercio, senza le attività commerciali si rischia di incorrere in città dormitorio o angoli bui, insomma, dove sì, città che possono diventare tristi. Le attività commerciali alla fin fine danno vita.
Una vetrina illuminata fino a mezzanotte, un via vai di gente già dalle prime ore del mattino. Dopo 2 mesi dall'apertura della storica gelateria che affaccia sul quadrante della stazione, su via Roma, già zona rossa e centro di tanti fatti di cronaca legati a spaccio, risse, aggressioni, quello che prima è stato un fast food per anni lasciato in disuso è diventato invece un presidio di sicurezza. Da quando ha aperto nessuno infatti ha più gravitato in modo molesto attorno a Ponte San Martino, tranne in un'occasione. Sono entrati qualcuno a torso nudo con la sigaretta in bocca che magari volevano bere alcolici e che non sapevamo se arrabbiarci o metterci a ridere. Ci siamo messi un po' a ridere, li abbiamo invitati ad uscire, dopodiché hanno alzato un po' i toni, ma per onde evitare abbiamo chiamato le forze dell'ordine. Protagonisti ancora una volta dei ragazzini, ma in quel caso tutti i clienti all'interno della gelateria hanno mantenuto un atteggiamento pacato che ha permesso ai ragazzini di sedarsi e poi essere accompagnati all'uscita. La nostra attività richiama proprio, come diceva, le famiglie, le coppie, le persone tranquille, le persone che vogliono godersi un momento di pace, insomma. Dai turisti che arrivando dalla stazione si fermano per un gelato ai giovani e ai meno giovani, l'attività è frequentata da tutte le fasce d'età, rappresentando quindi un disincentivo ad attirare la delinquenza. La gente dice finalmente adesso anche di sera c'è un locale aperto e soprattutto anche a Ponte San Martino si vede la gente che passeggia magari col gelato e che si gode il panorama in tranquillità. La politica adesso, Veneto alla Lega, la lista Zaia ha un valore aggiunto che presenterò al tavolo del centrodestra. Così Matteo Salvini, intervenuto in videocollegamento al direttivo del partito riunito stamane a Noventa Padovana per fare il punto sull'organizzazione della campagna elettorale. Intanto sono arrivate 158 richieste di candidatura per le regionali. C'è stato l'intervento di Matteo Salvini, di Luca Zaia. Tutti presenti, c'è entusiasmo, siamo pronti per la corsa. Anche se mancano ancora il candidato presidente e la data delle elezioni, i leghisti del Veneto scaldano i motori in vista del voto autunnale e sono in parecchi ad aspirare ad un posto nelle liste del partito. 158 le richieste di candidatura presentate al direttivo regionale del partito riunito a Noventa Padovana. Ci sono gli uscenti, ci sono giovani, ci sono alti profili, quindi c'è da poter scegliere in maniera veramente esaustiva, cioè per coprire qualsiasi esigenza. Quindi anche questo è un segnale di ottimismo che ci fa ben sperare. Naturalmente sarà compito del direttivo comporre le liste, poi là il lavoro diventerà più duro perché bisognerà fare delle scelte. Ad arringare i suoi il segretario federale Salvini, che in videocollegamento ha ribadito la volontà di esprimere il candidato presidente in quella partita tra le forze di centrodestra che sta da mesi alimentando tensioni con Fratelli d'Italia, che da primo partito pretende la guida del Veneto, o, come si è vociferato negli ultimi giorni, se non il governatore, tutti gli assessorati di peso, pretendendo poi, nel risico delle pedine sulle regioni del nord, la guida della Lombardia. A mio avviso comunque sia il tentativo è sempre di candidare l'elemento migliore per poter vincere, quindi non credo ci sia una consecuzio, nel senso il Veneto resta alla Lega e quindi la Lombardia andrà a Fratelli d'Italia. Certo, Fratelli d'Italia si siederà al tavolo della trattativa anche in Lombardia per avere, come è giusto che sia, pretendere magari un suo candidato, e credo che il lavoro di tessitura porterà a un candidato condiviso. E al direttivo si è fatto il punto sulla campagna elettorale, sulle proposte ricevute in questi mesi da cittadini e categorie, e si è parlato anche della questione lista Zaia, variabile che secondo i sondaggisti è in grado di spostare e non di poco gli equilibri. Una lista che lo stesso Salvini, parlando della forza dirompente della Lega in Veneto, ha definito un valore aggiunto da proporre agli alleati. Questo sarà oggetto di trattativa, ancora non sapremo il candidato e le liste come si svolgeranno, sarà ancora la trattativa a livello nazionale, darà i confini di tutta la corsa. Noi nel frattempo ci prepariamo per le varie eventualità.
E si preparano invece a federarsi per entrare in Consiglio regionale le liste civiche del Veneto, in campo alle prossime regionali a sostegno della candidatura di Giovanni Manildo per il centro-sinistra. A Venezia la prima presentazione dell'iniziativa. All'inizio di un progetto a lungo termine che vuole coinvolgere, essere una casa, una rete comune di tutte le civiche progressiste della rete appunto regionale qui del Veneto. Diversamente dai partiti noi non abbiamo segreterie romane a dirci come dobbiamo votare. Il voto in Consiglio regionale non sarà mai merce di scambio in cambio di qualcos'altro, cosa che purtroppo avviene a livello di partiti politici. Siamo persone libere, amministratori locali, ed è una realtà importante nel Veneto che è fatta di volontariato, di persone che per passione, per amore della loro città si dedicano alla politica in senso buono. Mossi da passione politica, spirito di volontariato, amore per il proprio territorio, si definiscono cittadini liberi senza vincolo di partito. E la stoccata è per il centrodestra veneto, che attende ancora che a Roma Meloni, Salvini e Tajani decidano le loro sorti. Ma sono anche cittadini che nei propri comuni hanno maturato un'esperienza amministrativa che ora intendono portare in Consiglio regionale. È la Rete Civica del Veneto, un laboratorio aperto per fare ciò che anche a livello nazionale finora non aveva mai fatto nessuno. Organizzare per provincia le reti delle civiche che potranno dare un contributo e soprattutto allinearsi a quelli che sono non solo gli amministratori del territorio che hanno già raccolto la fiducia dei propri cittadini, ma anche lavorare con le scuole e le officine sociopolitiche che hanno lavorato nelle varie province in questi anni e poter raccogliere quello che è la volontà e l'espressione dei giovani che sono la nostra speranza, il nostro futuro. In vista delle prossime elezioni regionali si è partiti da Venezia, poi sarà la volta di presentazioni analoghe a Belluno e Rovigo, quindi degli altri capoluoghi di provincia. Il progetto, come detto, è ancora in una fase costituente, ma di civiche che nelle città del Veneto hanno raccolto consensi elettorali ce ne sono parecchie. Per la provincia di Venezia il coordinamento è affidato a Luca Morosin, presidente della lista civica San Donà di Piave Città Insieme. Le persone ci hanno dato fiducia nel corso degli anni, continuano a darci fiducia rispetto agli impegni che ci prendiamo e al rispetto di questi impegni che traduciamo poi nell'essere nelle città, nei comuni dove appunto siamo presenti e anche negli atti amministrativi che andiamo poi a presentare. Ecco, quindi vuole essere un biglietto da visita, si può dire così, anche per chi sfiduciato oggi vorrebbe stare a casa a novembre, il giorno del voto. Se Rossella Cendrona ha vinto da civica le elezioni a sindaco di Silea, a Venezia Marco Gasparinetti è tra i fondatori di una civica di opposizione alla giunta Brugnaro che ha superato il 5%. A me come consigliere comunale si rivolgono tantissime persone per lamentare i disservizi della sanità veneta. Come consigliere comunale devo rispondere, non posso farci niente, ma un domani che saremo in Consiglio regionale avremo voce in capitolo. I fondi europei, tutti i fondi europei transitano dalla Regione Veneto, è la Regione che decide come assegnarli. Avendo lavorato 30 anni a Bruxelles, credo di poter dare un contributo per fare in modo che i soldi europei vengano spesi bene, a beneficio delle persone e non a beneficio di pochi privilegiati. Ora un velocissimo break, torniamo tra poco. Di nuovo in diretta da studio con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, bentrovati. Le imprese venete aspettano quasi 1 miliardo di euro dalla pubblica amministrazione, pagamenti ritardati. Il fenomeno penalizza soprattutto le piccole aziende e rallenta necessariamente lo sviluppo economico. L'analisi della CGA di Mestre. Nel 2024 le imprese venete hanno lasciato sul tavolo fino a 1 miliardo di euro per lavori e forniture già consegnati alla pubblica amministrazione. Colpevole non solo la burocrazia lenta, ma veri e propri ritardi nei pagamenti, concentrati soprattutto tra gli enti pubblici del Sud Italia. A lanciare l'allarme la CGA di Mestre, che parla di malcostume ancora diffuso e di pratiche scorrette che penalizzano soprattutto le piccole aziende. Per cancellare i debiti commerciali e ridurre i tempi di pagamento dell'amministrazione statale bisogna prevedere per legge la compensazione secca, diretta e universale
tra i crediti certi, liquidi ed esigibili maturati da un'impresa nei confronti dello Stato e delle sue articolazioni periferiche e i debiti fiscali e contributivi che la stessa deve onorare all'erario. Così, fa sapere la CGIA di Mestre, si andrebbe a risolvere un problema che continua a minare la tenuta finanziaria di molte piccole e medie imprese del Veneto che lavorano per i committenti pubblici, in particolare del Mezzogiorno. A livello nazionale, nel 2024 la pubblica amministrazione ha ricevuto fatture per circa 200 miliardi di euro, ma ne ha saldate solo 189 miliardi. Mancano dunque più di 8 miliardi e sono tra gli 800 milioni e 1 miliardo i soldi destinati alle casse delle imprese venete non ancora arrivati. La Regione si conferma tra le più puntuali con i pagamenti pubblici, con amministrazioni che saldano le fatture anche prima dei 30 giorni previsti, ma la CGIA sostiene fermamente che ciò non basta, perché quando la pubblica amministrazione non paga, a rimetterci non è solo l'imprenditore, ma tutto il tessuto economico locale che di quelle imprese vive. Il Servizio Fitosanitario Regionale del Veneto ha confermato 3 focolai di scarabeo giapponese nei territori di Treviso e Verona e un focolaio di tarlo asiatico del fusto in provincia di Vicenza. Questo scarabeo giapponese, arrivato in Europa nel 2014, è un vero problema per viti, orti, frutteti e giardini, arrivando a defogliare completamente interi alberi. L'assessore regionale all'agricoltura Federico Canera ha assicurato misure straordinarie per contenere questi focolai e sostenere vivaisti e operatori con il potenziamento del servizio fitosanitario e la creazione di una sezione specializzata per le emergenze. Lo avete visto, questo è l'insetto di cui parliamo. Cambiamo decisamente scenario. In Mozambico ora per un progetto di sviluppo delle comunità locali grazie anche al sostegno del territorio dell'Asolano. E proprio il vice sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, operatore del 118, ha deciso di trascorrere lì in Mozambico le sue ferie. Tra gli strumenti per aiutare i più piccoli anche la pallacanestro. Ed è un modo concreto di poter aiutare delle popolazioni che ne hanno estrema necessità. Insieme ad altri volontari dell'associazione Dignity No Profit People, arrivati da tutta Italia, Mauro Migliorini, vice sindaco di Asolo, di mestiere operatore del SUEM 118, è volato in Mozambico, nella provincia di Tete, ai confini con il Malawi, per contribuire a portare avanti un progetto di sviluppo della comunità locale, famiglie e bambini. Stiamo lavorando in un villaggio nella provincia di Tete, al confine con circa un centinaio di chilometri confine con il Malawi, quindi in piena savana. L'associazione si occupa prevalentemente di formazione dei bambini piccoli, ma anche di alimentare questi bambini che vengono nella scuola, come pure anche di educazione sanitaria, educazione alimentare, educazione anche agricola. 2 anni fa l'avvio del progetto di piantagione di 200 piante di papaya, diventate ora 600, i cui frutti sono buoni da rivendere, ma danno anche nutrimento alla popolazione che patisce innanzitutto la mancanza d'acqua. Migliorini ha dunque deciso di trascorrere così le sue ferie dal lavoro. È una scelta di trascorrere le ferie qui, di dedicare parte del mio tempo insieme a questo gruppo di persone, alcune delle quali le conoscevo, altre ci siamo diventati amici nel corso di questi giorni. E poi è stato anche un piacere poter rappresentare anche la mia città, perché Asolo, insieme ad altre associazioni del territorio dell'Asolano, ha contribuito anche economicamente a sostenere parte del progetto nel campo sportivo, con la costruzione di un campo di basket, ma anche cercando di aiutare la piccola comunità cattolica del posto con la costruzione di una chiesa che è stata inaugurata in questi giorni con il vescovo di Tete. Il basket, spiega, permette di aiutare i ragazzi, educarli, ma anche dar loro da mangiare. Per sostenere la diffusione dello sport tra i bimbi di Tete è sceso in campo anche l'imprenditore Massimo Zanetti, patron della Virtus Bologna. Mercoledì 3 settembre alle 18 al nuovo Pala Asolo si sfideranno a favore della raccolta fondi proprio le V nere contro la Scaligera Verona.
Fervono invece a Vittorio Veneto i preparativi per i festeggiamenti di Santa Augusta, a cui concorrono Comitato Festeggiamenti, Protezione Civile, Comando della Polizia Locale, commercianti, associazioni e amministrazione comunale. Iniziative dal 17 al 22 di agosto con la celeberrima serata dei Foghi prevista per giovedì 21. In caso di maltempo verrà spostata a venerdì 22. Quindi mostre, visite guidate, orari dei musei estesi, esposizioni fotografiche e molti gli eventi messi in calendario quest'anno. Luna Park, mercatino dei bimbi, spettacoli e concerti in piazza in onore naturalmente della patrona di Serravalle. Novità di quest'anno, la serata Mangiafuochi prevista per il 17 di agosto, quando 11 locali di Serravalle offriranno una specialità da assaporare. E adesso andiamo alle notizie dal Bellunese. E dunque, come annunciato in partenza, andiamo a vedere com'è stato il traffico verso la montagna in questa giornata. Il secondo fine settimana di agosto ha segnato il picco dell'esodo estivo, contrassegnato dal gran caldo anche appunto in montagna. Code chilometriche all'uscita dell'A27 in direzione nord, traffico bloccato sulla Gordina. Non c'è niente da fare se non armarsi di santa pazienza e sperare di avere con sé acqua e viveri per spuntini veloci per sopravvivere al grande traffico del picco dell'esodo estivo. È stato così su tutte le principali direttrici della provincia di Belluno, in testa alla A27, dove le code chilometriche sono iniziate di buon'ora, ben prima del casello, e sono proseguite fino a metà pomeriggio all'altezza dell'uscita Pian di Vedoia. Poi la processione lentissima lungo l'imbuto che immette sulla 51 di Alemagna, la croce che devono portare i vacanzieri, consapevoli o meno, per raggiungere le località turistiche della montagna bellunese. Nulla di nuovo, ben inteso per gli autoctoni, ormai rassegnati a circolare sulla strada della Passione. Fortunatamente dalle scorse ore la statale è stata aperta totalmente a Dogana Vecchia di San Vito di Cadore, cioè anche di notte, e questo agevola gli spostamenti di chi intende fare le partenze intelligenti. In autostrada non mancano i furbetti, automobilisti che superano a destra, si infilano nell'area di sosta e sbucano all'improvviso un centinaio di metri dopo, illusi di fronte al tappo che costringe a mettersi in fila indiana per entrare sulla Alemagna. L'ANAS, in vista del grande aumento dei flussi, ha potenziato l'impegno del personale, potenziato il servizio di pronto intervento e il monitoraggio H24 attraverso il presidio costante del territorio. Sulla Gordina le code hanno raggiunto i 10 chilometri dalla centrale Enel alle miniere di Valle Imperina e poi il serpentone di auto si è formato dopo Agordo verso Cencenighe, all'altezza del bivio che conduce a sinistra verso Canale d'Agordo e Falcade, a destra verso Alleghe e Roccapietore. In vigore il divieto di transito dei veicoli pesanti che nel weekend non possono circolare fino alle 22. E quella appena trascorsa è stata una nottata di apprensione per le sorti di un escursionista statunitense di 34 anni di cui ieri pomeriggio si erano perse le tracce nella zona del rifugio Pian de Fontana in comune di Longarone. A dare l'allarme la compagna che non l'aveva più visto rientrare al punto di ritrovo al rifugio. Questa mattina attorno alle 8:30 l'uomo è stato individuato dall'elicottero della Guardia di Finanza in compagnia di un altro amico. Il 34enne, trovato in buono stato di salute, si era fermato a dormire in un riparo sul sentiero, probabilmente disorientato visto il calare della sera. Alle ricerche dalla mezzanotte di ieri hanno preso parte le squadre dei Vigili del Fuoco con l'unità del nucleo regionale con droni muniti di tecnologia in grado di localizzare il telefono, con gli volontari della Val di Zoldo e di Longarone impegnati nelle ricerche anche soccorso alpino e Guardia di Finanza. Ascolti da record per il Palio di Feltre 2025, la diretta di Antenna 3 ha superato i 400.000 contatti con un picco di oltre 80.000 spettatori durante la gara dei cavalli, un trionfo di pubblico che ha superato anche la pioggia, portando Feltre e la sua tradizione a un pubblico ben oltre i confini locali. Il Palio di Feltre 2025 si chiude con un trionfo di ascolti televisivi. La diretta su Antenna 3 ha raggiunto oltre 400.000 contatti complessivi con un picco Auditel di più di 80.000 spettatori nel momento clou, la corsa dei cavalli. Un risultato che conferma la centralità dell'evento e il ruolo della nostra emittente nel portare la tradizione feltrina a un pubblico ben oltre i confini provinciali. Il successo si estende anche al web con più di 13.000 visualizzazioni complessive sui vari canali
canali streaming, dal sito del Palio a quello di Antenna 3 appunto, fino alle dirette YouTube della presentazione, della sfida della Cernide e della giornata di domenica trasmessa anche sui canali della Gazzetta di Siena e della testata Brontolo dice la sua. Sul fronte della partecipazione dal vivo, nonostante la pioggia che ha bagnato il venerdì delle cene propiziatorie, oltre 28.000 persone hanno vissuto l'atmosfera unica del Palio e dei suoi eventi collaterali, confermando la forza della manifestazione e il radicamento nei cuori dei contraddaioli. Questi numeri ci riempiono d'orgoglio, annota il presidente Eugenio Tamburrino, e certificano l'interesse crescente verso il Palio, con benefici tangibili anche per turismo ed economia locale. L'edizione del Palio 2025 si è distinta anche per sicurezza e ordine, grazie al lavoro di volontari, quartieri, contraddaioli, forze dell'ordine e istituzioni locali, raccogliendo il plauso anche da esponenti nazionali e regionali. Il Palio di Feltre ancora una volta ha dimostrato di non essere solo una gara, ma un grande racconto di tradizione e comunità che grazie alla TV e al web arriva a tutta Italia. Portoria, Duomo, Duomo, Castello, Castello! Solo 6 mesi all'avvio del cantiere per la nuova piscina comunale di Cortina d'Ampezzo, un progetto innovativo con 5 vasche e spazi dedicati al benessere, sport, gioco e ristorazione. Non sarà pronta per le Olimpiadi 2026 e questo forse è un cruccio, ma la nuova piscina comunale di Cortina è ormai un progetto con tanto di rendering che i cittadini possono già iniziare a sognare. Il cantiere sarà avviato fra 6 mesi, 1 anno e mezzo la durata dei lavori, dopodiché a Guarnier gli appassionati del movimento in acqua potranno godere di un luogo ideale per lo sport e il tempo libero, oltre che di un luogo per l'aggregazione. Ci stiamo avvicinando al bando di gara e quindi è con grande soddisfazione che vogliamo incominciare a raccontare, a far vedere ai nostri cittadini e turisti quello che sarà lo sviluppo di un'area per la quale molto dei nostri concittadini ci chiedevano di una ristrutturazione. In anteprima, lo studio di progettazione che ha lavorato al nuovo impianto ha reso disponibili le immagini della struttura moderna, sostenibile e accessibile, perfettamente integrata con il paesaggio. L'edificio, a oltre 1.300 metri di quota, si sviluppa su 3 livelli collegati da blocchi scala e ascensori. L'impianto natatorio offrirà 5 vasche realizzate con tecnologia prefabbricata e bordo sfioro alla finlandese. Completeranno il centro una sala ristorazione e un centro benessere. Finalmente vedere la riqualificazione della piscina con quello che comporta da un punto di vista, diciamo, del quotidiano dei nostri concittadini, ma anche del servizio che verrà dato al paese, penso che sia un grande risultato. Dopo quasi 3 anni di lavoro, oggi l'amministrazione di Cortina raccoglie i frutti per il traguardo finale, una piscina che non è solo una struttura sportiva, ma un simbolo di qualità della vita, di aggregazione e di benessere per la comunità. Servizio della nostra Tiziana Bolognani, noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, naturalmente adesso ci sono le previsioni del tempo, una buona serata a tutti e una buona domenica.